Noi questa settimana faremo un provvedimento economico che aiuterà le imprese, istituiremo la cassa integrazione anche per quelle imprese che hanno un solo dipendente, aiuteremo le partite IVA, cercheremo di aiutare tutti, perché è chiaro che quando vi dico non andate al pub, non andate al ristorante, non uscite di casa, l'economia ne risente, le nostre imprese vanno in difficoltà, ma noi dobbiamo liberarci di questa epidemia il prima possibile per poi ripartire. Abbiamo un piano di comunicazione all'estero già pronto, che stiamo approntando in queste ore, che ci servirà non appena ripartirà l'Italia per raccontare a tutto il mondo che l'Italia si è rialzata e il Made in Italy è più forte che mai. Abbiamo delle misure economiche per il rilancio delle infrastrutture, per il rilancio degli investimenti, per il rilancio del lavoro, ma non le possiamo mettere in campo se prima non fermiamo il contagio. E capisco tutto. Capisco anche che qualcuno è arrabbiato per come si stanno trattando gli italiani all'estero. Vi posso assicurare che stiamo seguendo caso per caso. Noi ci ricorderemo di tutti i paesi che ci sono stati vicini in questo periodo. Ci ricorderemo di tutti quegli stati all'estero che sono stati con noi in questo periodo di difficoltà, perché ci sono tanti italiani che in questo momento hanno delle difficoltà e ovviamente ci sono tanti che mi scrivono: ma non possiamo muoverci nelle aree, ma possiamo prendere un aereo e andare all'estero? Io voglio dire, prima di tutto l'uscita è anche via aereo dalle aree individuate, quindi evitare in assoluto gli spostamenti, eccetto per motivi di lavoro o di salute. Ma ricordiamoci sempre, per questo ringrazio l'unità di crisi e il corpo diplomatico, che altri paesi nel mondo hanno stabilito delle restrizioni per gli italiani, quindi se partite per una vacanza e poi vi ritrovate con restrizioni da quarantena, vi dovete fare la quarantena nel paese dove atterrate. Quindi in generale adesso è il momento di stare il più possibile a casa, affrontando l'emergenza coronavirus con delle regole e delle misure che non hanno precedenti nella storia della nostra Repubblica. E quindi è normale che rispetto a queste regole, che in alcuni casi sono molto dure, ci siano obiezioni, ci siano delle domande, ci siano dei dubbi. Però vi posso assicurare che il miglior modo per rilanciare l'Italia in questo momento, sia all'interno dei nostri confini che nel mondo, è sconfiggere il prima possibile questo virus, e per sconfiggerlo dobbiamo limitare il più possibile le occasioni di proliferazione del virus, ovvero occasioni che permettono ai contagiati di crescere in numero. Abbiamo, come avete visto, individuato con un decreto del Presidente del Consiglio Conte delle aree in tutto il nord Italia in cui ci saranno delle misure restrittive, e poi ci sono anche una serie di misure restrittive fuori da quelle aree. Le aree interessate sono la Regione Lombardia e alcune province del Piemonte, dell'Emilia Romagna e del Veneto. In queste aree c'è una regola su tutte che dice che bisogna evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata, in uscita da queste aree e all'interno, salvo che per spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Queste allora le parole di Luigi Di Maio, che ha parlato anche delle misure chiaramente economiche del governo. E allora, visto che siamo in tema, sentiamo proprio le voci di categorie economiche di Padova, preoccupate ovviamente per la situazione, perché è vero che i negozi e i bar sono aperti dalle 6 alle 18, c'è diciamo, di fatto il coprifuoco, parliamo sempre di Padova, Venezia e Treviso. Ovviamente la preoccupazione comunque in generale è anche nelle altre province dove non c'è diciamo, questo coprifuoco, ma dove l'invito diciamo, a restare a casa, in qualche modo evitare assembramenti, chiaramente ha delle ripercussioni necessarie, ma ha delle ripercussioni. Sentiamo allora le categorie economiche padovane.
fosse legato un incontro, molti quesiti e il vostro centralino che è intasato in queste ore dai baristi che vogliono avere delle delucidazioni. Sì, anche perché la categoria dei pubblici esercizi è quella tra quelle più colpite, diciamo, da questo nuovo decreto, e quindi gli esercenti vogliono sapere, soprattutto riguardo alla vendita dei prodotti per asporto, perché ci sono tante magari attività di ristorazione o pizzeria, dicono vabbè, io alle 6 smetto di fare il servizio al tavolo, però magari o con i servizi di consegna a domicilio, oppure io preparo i piatti o le pizze e poi i clienti vengono a prenderseli, posso cercare di salvare una parte del bilancio, per cui ci sono alcune richieste di chiarimenti. Un'altra cosa ad esempio riguarda i bar che operano all'interno dei mercati generali. Questi fanno un servizio fondamentale per i camionisti, per gli operai appunto che lavorano nel mercato ortofrutticolo e lavorano esclusivamente di notte, quindi nel periodo in cui invece il decreto prevede che devono rimanere chiusi. Per cui sono una serie di quesiti appunto che adesso rivolgeremo a Prefettura e Comune, Camera di Commercio. Abbiamo capito che è coinvolto in qualche maniera anche l'assessorato al commercio della Regione Veneto, per cui insomma cercheremo di avere dei chiarimenti che poi gireremo ai nostri associati. È stata una riunione interessante, abbiamo chiarito un po' di punti che magari che meritavano una riflessione del decreto presidenziale, però il vero problema, il nostro problema non sono le interpretazioni ma sono il virus. Il vero problema il vero nemico è il virus in questo momento. Prima sconfiggiamo il virus e prima possiamo pensare di far ripartire l'economia. Le imprese sono ferme, imprese di commercio, turismo, servizi, ma tutte le imprese artigiane sono ferme. Avremo bisogno di un grande intervento del pubblico, dello Stato, per poter tenere in vita queste imprese, perché un fermo di 1 mese, 2 mesi è molto probabilmente anche più lungo, perché l'onda lunga, anche da un punto di vista, pensate al turismo, pensate a tutte le disdette che ci sono state per riportare i turisti nelle nostre aree, nel nostro paese, non sarà così semplice, per cui ci vorrà un intervento importante, straordinario, come è straordinaria e eccezionale è la situazione in cui ci troviamo. Allora, ci colleghiamo fra pochissimo con Ilaria Marchiori che è a Marghera, perché è in corso, ma credo che stia per finire il videocollegamento, il vertice tra i governatori e il capo dell'emergenza, diciamo il deputato della gestione dell'emergenza, il commissario dell'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, e il ministro per gli affari regionali Boccia, che è appunto in videoconferenza con le regioni dalle 15 all'incirca, lo aveva annunciato il governatore Zaia che lo ricordiamo alle 19:30 sarà qui in diretta nel telegiornale di Treviso condotto da Ferdinando Avarino. Allora ci colleghiamo subito con Ilaria, direi, in modo da... Non ancora. A questo punto però facciamo così, va bene, ci ricolleghiamo fra poco, pronti però poi ad andare quando Zaia dovesse uscire per dare conto della videoconferenza, una videoconferenza nella quale, a quanto si è capito, si parla del potenziamento del sistema sanitario con le nuove dotazioni che la Protezione Civile sta acquisendo e distribuendo nelle regioni, e anche la interpretazione e attuazione delle disposizioni sulla mobilità. Quindi 2 elementi cruciali, la sanità e le disposizioni sulla mobilità, quindi quello di cui stiamo discutendo, la mobilità ridotta, eccetera, eccetera. Allora, Ilaria, velocemente, un flash, poi ci posizioniamo per aspettare l'arrivo di Zaia. Perché ci stanno chiamando. Ilaria? La vedo, quando è collegata. Sì, mi sentite? Eccolo qua. Ilaria. Allora, stiamo aspettando che esca Zaia, Sì, fra eccoci poco. qui. Intanto cosa ci puoi dire?
Sì, siamo in attesa che termini la videoconferenza del governatore Zaia insieme al ministro Boccia e agli altri due governatori per capire i contenuti, che cosa si sono detti, il piano di cui si parla, se ci sono delle eventuali novità. Insomma, siamo in attesa che termini e quindi che il governatore ci possa illustrare almeno parte dei contenuti. Per quanto riguarda il resto, questa mattina è successo un episodio che ha coinvolto la polizia locale al cimitero di Mestre, perché si sono radunate alcune persone dopo una funzione funebre. Questo è il racconto del comandante della polizia municipale Marco Agostini, e subito le forze dell'ordine, in questo caso la polizia locale, è stata allertata. Dunque Agostini ha riferito che le pattuglie sono andate immediatamente a controllare e dopo un rapido esame, visto il rapporto tra il numero di persone e le dimensioni dell'area, abbiamo lasciato che la mesta cerimonia, proprio comunicato, peraltro brevissima, fosse portata a termine. Per oggi, assicura il comandante, non partiranno né sanzioni, questo perché manca anche il regolamento per poterle irrogare, e denunce. Siamo nel penale e non si scherza, ha detto, ma da domani, quando le carte saranno più chiare, altrettanto lo saranno i provvedimenti, e quindi l'opera della polizia locale al momento è quella di sensibilizzare tutte le persone in tal senso. Dunque questa mattina si sono mossi gli agenti della polizia locale, non è stato fatto nulla, ma da domani, dice, le reazioni, le regole saranno differenti. È arrivata un'altra notizia invece per quanto riguarda Veritas, perché hanno appena diramato un comunicato che riguarda tutte le province gestite da Veritas in riferimento alla misura per la tutela della salute pubblica. Quindi ha detto, per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti, compresa la raccolta della differenziata e l'espletamento delle pratiche, i cittadini sono innanzitutto invitati a non recarsi presso gli sportelli dei centri servizi Veritas, ma di utilizzare il call center al numero verde 800 466 466. Lo ripetiamo, non recatevi agli sportelli Veritas, ma per qualsiasi informazione chiamate il numero verde 800 466 466. Rimangono invece chiusi, su richiesta dei comuni coinvolti, gli sportelli Veritas all'interno delle varie sedi comunali. Per quanto riguarda, conclude l'azienda, a causa della flessione degli ingressi che in questi giorni ha superato il 95%, rimarranno chiusi i servizi igienici dei giardini reali, San Leonardo, Accademia, Rialto Novo, Murano Burano e Torcello. Questo per quanto riguarda Venezia. I servizi del Tronchetto, Piazzale Roma, Diurno, San Marco e San Bartolomeo rimarranno aperti dalle 10 alle 18, mentre per quanto riguarda i servizi cimiteriali rimarrà chiusa la sala del commiato e non è consentita la presenza in caso di tumulazioni, in quanto parte del funerale vietata appunto dal decreto. Queste le disposizioni che sono arrivate da Veritas proprio poco fa. Ecco, dunque benissimo. Noi allora, siamo qui in attesa di incontrare nuovamente il governatore per... Sì? Sì, no, volevo dirti, allora facciamo così, ci ricolleghiamo fra te più tardi, posizionatevi pure per poter appunto aspettare quando arriva Zaia per avere l'esito della videoconferenza. Certamente, non appena sarà arrivato ci collegheremo e vi informeremo dei contenuti. Perfetto, grazie Ilaria Marchiori e Paola Barbato, videoconferenza nella quale appunto leggevo prima il lancio dell'agenzia ANS, da quanto si apprende si è parlato sia di potenziamento della sanità sia della mobilità. A proposito del potenziamento della sanità, allora io sentirei proprio il blocco della parte di questa mattina del governatore Zaia in cui parlava proprio della sanità. Allora vi chiedo se è possibile mettere questo in questo momento. Eccolo qui, vediamolo. Va la mia piena e totale solidarietà al collega Attilio Fontana e a tutta la sua squadra, e l'ho detto anche stamattina, non è escluso che addirittura il virus abbia avuto delle mutazioni anche diverse da zona a zona, perché questa è un'altra delle teorie sulle quali si sta lavorando. I lombardi stanno facendo un lavoro strepitoso
e vivono una situazione di difficoltà e noi siamo qui, se serve, anche per aiutarli. Rispetto ai dati nostri vi dico che noi abbiamo un piano per le rianimazioni assolutamente oggi straordinario, perché non vogliamo, noi abbiamo di base 450 posti di rianimazione in Veneto, nei nostri ospedali. Non vogliamo comprimere l'attività ordinaria, che già è messa a dura prova, perché vi ricordo che le rianimazioni in Veneto non è che uno dice 450 posti per il coronavirus, oggi ne hai solo 51, quindi ne hai ancora 400. No, 400 sono quasi totalmente occupati da trapiantati, da quadri clinici pesanti, da politraumatizzati, incidenti stradali, da oncologici che hanno avuto magari delle operazioni importanti, quindi noi dobbiamo anche garantire la cura dei cittadini che comunque continuano ad affluire nei nostri ospedali. Noi facciamo 60 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, non è un on-off e spegniamo la luce su queste prestazioni e andiamo avanti con altre, per cui è fondamentale dire questo. Ditelo ai veneti che oggi abbiamo la prova provata intanto di una sanità che funziona, e questo va diretto a tutti quelli che hanno tentato di screditare la nostra sanità in questi ultimi mesi. 2, che tutto quello che vi sto dicendo noi lo stiamo facendo con la sanità pubblica, perché come ho sempre sostenuto io, noi non abbiamo mai ceduto ai privati la sovranità della gestione pubblica della sanità, non abbiamo mai fatto scelte per cui abbiamo dato ai privati degli interi settori, tanto è vero che stiamo gestendo tutto col pubblico, quindi il mio ringraziamento va a tutti i nostri operatori. I privati non sono un problema, se avremo necessità in un momento di crisi estrema cercheremo di attivare collaborazioni anche con loro, magari che so, con pazienti che hanno bisogno di una protesi a un ginocchio urgente piuttosto che altre attività ospedaliere, ma di certo il coronavirus è affrontato tutto nel pubblico, con un pubblico che sta dimostrando di performare bene. Così Zaia sulla sanità. Allora, mentre nel frattempo la Serie D ha deciso di fermarsi fino al 3 aprile, l'ho deciso, parliamo del calcio, lo ha deciso il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che si è riunito oggi in videoconferenza, mentre come sapete c'è un dibattito sul campionato di Serie A, se addirittura fermarlo o meno. Al telefono una testimonianza importante, perché abbiamo Donato Capece, che è il segretario nazionale del SAP, Sindacato della Polizia Penitenziaria. Abbiamo parlato prima del fronte sempre più caldo purtroppo delle carceri. Buon pomeriggio Capece. Buon pomeriggio a voi e tutti i radioascoltatori. Allora, cosa sta succedendo nelle carceri italiane? Beh, sicuramente stiamo attraversando alcuni giorni di una fortissima criticità. Ci sono rivolte in alcuni istituti sono manifestazioni spontanee, pacifiche, altre sono trascese in maniera molto molto pericolosa. Abbiamo grandi problemi su Modena, dove è stato distrutto un carcere da 600 rivoltosi e purtroppo sono venuti fuori 6 morti dal carcere, 3 da Modena e 3 sono deceduti in altre carceri dove sono stati poi trasferiti detenuti rivoltosi, tutti per overdose da psicofarmaci. Abbiamo avuto grossissimi problemi stamattina per quanto riguarda il carcere di Foggia, dove a seguito della rivolta sono evasi circa un centinaio di detenuti che vengono ricercati adesso in città. È una situazione veramente paradossale. Questo perché, a loro dire, sono stati ristretti quelli che sono i diritti al colloquio. Non è assolutamente vero. I colloqui sono disciplinati numericamente secondo rispetto del decreto Conte per evitare l'espandersi nel carcere del coronavirus. Senta, per quanto riguarda Verona, abbiamo letto di un deceduto a Verona, ci può spiegare quella situazione per quanto riguarda il Veneto? Il deceduto a Verona è quello proveniente dal carcere di Modena che si era praticamente morto per overdose da psicofarmaci, insieme a un altro detenuto nel carcere di Alessandria e 3 detenuti nel carcere di Modena e l'altro detenuto, che erano 6, non so dove è finito.
Senta una cosa, ma quindi la rivolta scoppia perché non si possono più avere i colloqui, è questo che ci sta dicendo? È iniziata anche Allora, uno dei focolai di rivolta, è questo? No, innanzitutto questo è quello che si vuole far arrivare a tutti. La realtà è che comunque in seguito ad una rivisitazione dei numerica dei colloqui sono state date ai detenuti più telefonate e più colloqui via Skype. Però il vero problema è che tanti hanno soffiato sul fuoco dicendo ai ristretti di protestare per chiedere provvedimenti di clemenza quali indulto ed amnistia. Certamente non è questo il modo comunque per sensibilizzare la politica e ottenere un provvedimento di amnistia così come hanno fatto in qualche paese europeo. Senta, ma l'assalto alle farmacie all'interno, diciamo, agli ambulatori per prendere gli psicofarmaci, ci può spiegare perché questo? Beh certo, quando il carcere viene assaltato dai detenuti, noi siamo 30 unità di servizio di turno nell'ambito delle sezioni detentive, loro sono 500-600, nulla possiamo noi. In quel caso dobbiamo solo indietreggiare e aspettare i rinforzi per riprenderci poi la sicurezza delle sezioni detentive. E nel frattempo loro hanno bruciato di tutto, hanno bruciato il computer, matricola, dove sono contenuti i documenti, le posizioni giuridiche, hanno preso tutto quello che potevano prendere anche dalle farmacie e dagli ambulatori medici che ci sono negli istituti. Quindi è facilmente spiegabile. È chiaro che questo fatto purtroppo è dovuto anche alla mancanza di personale. Noi, torno a dire, abbiamo 4.000 unità di polizia penitenziaria in meno che operano negli istituti. Io l'invito che vorrei fare all'amministrazione e al Ministro è quella di dire, forse di fare un esame di coscienza e effettivamente, siccome nulla hanno fatto per quanto riguarda la rivisitazione della cosiddetta vigilanza dinamica o celle aperte, a mio avviso è giunto il momento di dire nella resa dei conti: abbiamo fallito nella gestione penitenziaria, nella gestione delle carceri, ci dimettiamo e facciamo dell'altro. Certo, queste sono parole importanti, ma d'altronde, guardi, sto leggendo proprio un'ANSA in questo momento in cui si fanno i conti un po' del sovraffollamento, proprio a Modena, un sovraffollamento al 152% e a Foggia, dove peraltro c'è stata una maxi evasione, se non erro, 166%, 166% di sovraffollamento. Mi conferma dunque un'evasione a Foggia, vero? Sì, un'evasione, una massiccia evasione che nulla abbiamo potuto fare noi perché siamo pochi, nonostante l'arrivo della polizia e di altri colleghi delle forze di polizia a supporto esterno, perché poi la parte interna del carcere la dobbiamo gestire noi. Poc'anzi è terminata la rivolta Re Bibbia Nuovo Complesso, dove i nostri agenti, unitamente alla Polizia di Stato, entrati nelle due sezioni, il G8 e il G11, dove facevano servizio e dove c'erano i rivoltosi, hanno ripristinato l'ordine interno. Senta, visto che parliamo dal Veneto, al di là del decesso purtroppo a Verona, che input avete dalle case circondariali del Veneto? Ma io mi auguro che tutto rimanga com'è. Per adesso non abbiamo nessun segnale di destabilizzazione o di rivolta, per cui probabilmente il Veneto ha altri problemi a cui badare, quindi non hanno pensato di fare rivolte per ovvi motivi che sappiamo tutti. Benissimo, io ringrazio davvero il segretario nazionale del SAP, Donato Capece. Vi siamo vicini perché la vostra è una categoria davvero con purtroppo tanti anni di problematiche alle spalle mai risolti e non certo per colpa vostra. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie allora a Donato Capece. Questa è una situazione appunto davvero non ci voleva evidentemente in un momento come questo. Allora, il Ministro Speranza è anche arrivato alla Protezione Civile a Roma, dove è in corso la riunione del coordinamento sull'emergenza coronavirus, quindi non è evidentemente a breve la chiusura di quella videoconferenza. Noi però intanto ci predisporremo per avere da subito il risultato della videoconferenza. Nel frattempo risentiamo a questo punto, anzi no, volevo far vedere una cosa perché stiamo parlando di problematiche, di fronti, di disagi ed è
normale che sia così, ma c'è anche così quel senso di speranza, di fiducia che deve accompagnare evidentemente la situazione. Eccolo qua. Allora, vi faccio vedere questo tricolore, non so se lo riusciamo a vedere. Eccola qua, questa è una signora, adesso vi leggo subito chi è questa signora che ha appeso un tricolore per dare un segno di speranza. Eccola qui, Maria Cristina Sacchini, lo faccio vedere più grande evidentemente, vediamo se si vedrà, più grande di così non c'è. Mi chiamo Maria Cristina Sacchini, con i miei figli Matteo, Maddalena ed Elena abbiamo deciso di rispondere così a questo momento. Speriamo di vedere un Veneto tricolore, la bandiera me l'hanno regalata gli alpini che ho ospitato in giardino all'ultimo raduno qui a Treviso. Teniamo duro e reagiamo con responsabilità e determinazione. Grande applauso al nostro governatore Maria Cristina Sacchini. Ecco quindi il tricolore appeso al balcone, alla finestra, per dare un senso di unità, in questo momento difficile. Allora, in attesa di capire qualcosa da Marghera, torniamo alla sanità e parliamo dello IOV, delle prestazioni dello IOV in questo momento. Dovremmo avere il servizio. Dottoressa Bonavina, facciamo un po' di chiarezza. Come sta andando l'attività dello IOV? L'attività dello IOV sta procedendo, non posso dire con tranquillità perché i tempi non lo consentono, però sta procedendo assolutamente. I nostri pazienti vengono visti quotidianamente, continuiamo con l'attività legata alle chemioterapie perché non sono sicuramente spostabili o procrastinabili. Come tutti gli altri ospedali abbiamo un attimo allentato tutte quelle prestazioni che possono essere invece spostate a periodi migliori senza implicare alcuna problematica al paziente. Possiamo fare un esempio concreto, cioè se io ho una visita di controllo a 6 mesi dall'ultimo riscontro, se non ho particolari esigenze posso spostarla? Assolutamente sì, anzi siamo noi che quelli che vengono identificati come follow up, quindi proprio quelle prestazioni che vengono effettuate a distanza dall'episodio acuto, li stiamo spostando per evitare l'assemblamento delle persone. Se invece una persona ha un dubbio, si sente e vorrebbe avere un controllo, si può fare la visita? Assolutamente sì, perché tutte le attività dell'Istituto Oncologico Veneto sono aperte esattamente come in tutti gli altri periodi dell'anno. Quali sono le visite che state spostando per evitare il sovraffollamento degli ambulatori? Parlando di pazienti oncologici, sono quei follow-up, quindi quelle prestazioni di controllo che vengono fatte quando il paziente chiaramente non ha sintomatologie particolari. Ci sono altre prestazioni che offre lo IOV che possono essere spostate? Sì, le prestazioni che vengono effettuate dagli ambulatori, per esempio della chirurgia del melanoma, in particolare dai nostri dermatologi, che possono essere tranquillamente procrastinate anche di un mese e mezzo senza creare problemi. Restiamo a Padova, il presidente della provincia Fabio Bui dopo il vertice sempre di oggi, come abbiamo visto un piccolo estratto. Rivolgo un appello a tutti i cittadini padovani perché rispettino con responsabilità civica e buon senso le norme emanate in questi giorni dalla Regione e dal Governo. Le indicazioni sono certamente restrittive, ma in questo momento c'è bisogno di forza, di coraggio e di unità di intenti per affrontare una situazione di emergenza sanitaria molto molto seria. Cerchiamo di usare il buon senso e muoverci esclusivamente per motivi di salute e di lavoro. Evitare gli assembramenti, evitare i contatti fisici e rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Siamo chiamati ad essere responsabili nei confronti di noi stessi e degli altri e capire che comportamenti incauti possono essere molto dannosi per tutti. Il nemico non sono le norme che ci vengono impartite. Le leggi sono per natura imperfette
e suscettibili di interpretazioni. Oggi il nemico è uno solo, il virus. Prima lo sconfiggiamo, prima risolveremo le sorti di questo Paese. La legge ci indica una terapia, ma ci salviamo solo se adottiamo quei comportamenti che ci vengono richiesti. Oggi non c'è più spazio per il fai da te o per i comportamenti incoerenti rispetto all'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Basta con polemiche, con atteggiamenti cavillosi su quello che è stato fatto, su quello che si doveva fare o su quello che si farà. Oggi serve unità di intenti. Abbiamo un nemico comune, il virus. E permettetemi un ringraziamento a tutto il personale del comparto sanitario che in queste settimane è sul fronte e sta dando il meglio di sé, e sono certo che ce la faremo se ciascuno di noi farà la propria parte. Questo era il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui. Nel frattempo borse KO, Milano a meno 11%, spread oltre i 220 punti. Questa è la situazione ovviamente delle borse. Un lunedì nero davvero, ma era come dire, comprensibile, anzi preventivabile più che comprensibile, era prevedibile, ecco il termine giusto. Allora, proprio su questo punto, visto che siamo tornati sul fronte economico, in attesa di ricollegarci con Marghera e magari anche di risentire Federico Fusetti e Cristian Roque Allende dal Padovano, farei risentire il momento in cui questa mattina abbiamo parlato con l'assessore regionale del turismo Federico Caner, in cui ci parlava del provvedimento di chiusura degli impianti sciistici, le decisioni in merito. Sentite. Io devo ringraziare i nostri operatori del comparto, diciamo, sciistico degli impianti a fune, perché stiamo raggiungendo, diciamo, come io ho sempre sostenuto nei giorni scorsi, un'intesa di massima che deve essere coerente tra tutti gli impianti a fune, quindi non solo della Regione Veneto ma anche del Trentino Alto Adige e del Friuli. Domani sera il Trentino Alto Adige chiuderà gli impianti, mi sono sentito anche con il collega del Friuli, stanno ragionando loro anche in tal senso, e io devo ringraziare i nostri impiantisti perché in maniera spontanea stanno decidendo anche loro di adeguarsi a questa iniziativa e quindi molto probabilmente di chiudere gli impianti a fune domani sera. Questo è importante perché abbiamo sempre sottolineato che molti impianti partono in Veneto, arrivano in Trentino oppure viceversa, oppure partono dal Veneto e vanno in Alto Adige e viceversa, di conseguenza secondo noi è coerente che l'area prenda delle decisioni similari. Di fronte a quello che sta accadendo è vero che il DPCM non dà l'obbligo di chiusura in queste aree perché non sono considerate zone rosse, però è anche vero che se vogliamo evitare gli assembramenti, vogliamo evitare i contagi, è secondo me buon senso proseguire su questa linea, e ringrazio gli impiantisti per averlo fatto anche in maniera autonoma. Senta, Assessore, si è capito o è ancora troppo presto per quanto potrebbero chiudere? Cioè starebbero chiusi nell'arco di tempo previsto dal DPCM, diciamo, per le altre aree, quindi 15 marzo o fino al 3 aprile? Beh, innanzitutto si chiude assieme al Trentino Alto Adige, quindi vediamo, oggi loro fanno una conferenza stampa all'1, vediamo il termine che hanno predisposto, quindi se 15 marzo o 3 aprile, è ovvio però che se si arrivasse al 3 aprile significa chiudere la stagione anticipatamente, perché poi non si riapre più, ovviamente, insomma, ecco, perché per quanto riguarda lo sci di solito si arriva più o meno a quelle date là. Senta, non sono giorni facili, settimane facili sul fronte turismo, e in questi giorni è arrivato anche, l'abbiamo parlato nello scorso weekend, la cancellazione delle finali di Coppa del Mondo di sci a Cortina. Che si sente di dire ai tanti gestori, insomma, degli alberghi? Guardate, è ovvio che questa è una decisione che ci lascia tutti quanti un po' così amareggiati, ma amareggiati ovviamente per l'aspetto
sportivo, perché eravamo già tutti preparati, certo. Avevamo fatto gli interventi che dovevamo fare, però è anche vero, bisogna onestamente riconoscerlo, che di fronte a una situazione di questo tipo, che negli ultimi giorni è, diciamo, tra virgolette, anche precipitata in termini di contagi, lei sa che noi abbiamo sempre avuto una posizione possibilista, lo stesso Presidente Zaia non era stato contattato quando si è deciso di chiudere le 3 province, di indicarle come zone rosse, Treviso, Padova e Venezia, quindi noi siamo sempre per cercare di avere da un lato il senso di responsabilità, dall'altro bisogna vivere, continuare a lavorare, e quindi è ovvio che questa decisione di Cortina ci lascia un po' perplessi. Dall'altra, come le stavo dicendo, la situazione sta precipitando e penso che sia senso comune, buon senso, non solo rispettare le regole, ma cercare di evitare il più possibile gli assembramenti. Io mi sento di fare una comunicazione soprattutto ai ragazzi, ai giovani, e approfitto delle vostre telecamere da questo punto di vista, perché è inutile che chiudiamo le scuole e poi abbiamo i ragazzi che si trovano per strada, vanno nei bar, vanno ovunque in massa. Quindi mi sento di dire ai ragazzi: mettetevi una mano sul cuore, anche se voi siete più forti fisicamente e magari potete essere anche immuni o asintomatici, però sappiate che magari se contraete il virus e magari lo portate a casa ai vostri genitori o peggio ancora ai vostri nonni, questi rischiano la vita. Quindi penso che bisogna usare un po' anche il buon senso anche da parte dei ragazzi, e almeno in questo periodo, finché non rientra l'emergenza sanitaria, cercare di evitare il più possibile gli assembramenti, di andare in giro. Quindi fate un fioretto, come dicevano i nostri nonni in passato. Così l'assessore al turismo. Nel frattempo, come sapete voi, abbiamo letto che Dolomiti Superski ha deciso di chiudere gli impianti a partire da domani 10 marzo, Dolomiti Superski. Rientrano lentamente le proteste nelle carceri, tiriamo un sospiro di sollievo per questo. Lentamente rientrate le proteste e disordini che da questa mattina si sono registrati all'interno di diversi carceri del paese. Avevamo poco fa al telefono Donato Capece, segretario nazionale del SAPPE, il sindacato della polizia penitenziaria. Restiamo sul fronte dell'economia. Allora, il servizio situazione della Concia, l'impatto del coronavirus sull'economia del Bassanese. Siamo andati a vedere come se la sta passando il settore appunto della Concia. Abbiamo intervistato il past president della sezione di Confindustria Vicenza, attualmente vicepresidente, che vive e opera a Bassano. Vediamo. Pare per il momento che il settore della Concia non stia risentendo troppo del coronavirus, a dispetto di molte altre aziende che in questo momento sono quasi ferme per la paura del contagio, almeno stando a quanto ci dice un conciario con una lunga tradizione familiare alle spalle. Al momento risulta che gli ordinativi ci sono, il settore sta lavorando con la solita efficienza e tempistica. Noi abbiamo stampato i permessi per i nostri operai fuori zona, però al momento non ci sono segnali di arresto di trasporto merci. Abbiamo avuto questa mattina, siamo di lunedì, l'arrivo di camion dalla Germania, tutto regolare. Fra l'altro venerdì magari ci eravamo posti qualche dubbio, invece è stato fugato, quindi al momento non segnaliamo disguidi e rallentamenti. Parlare del futuro è già più difficile. Ecco, ma per quanto riguarda invece le merci che da qui, dalla sua conceria, partono per uscire? Ma anche in questo caso è appena passato il solito trasportatore. A livello di container e perfino di via aerea non dobbiamo segnalare disguidi o carenze di mezzi. Ma una preoccupazione c'è. Io una preoccupazione ce l'ho per le navi, per esempio le navi che devono arrivare e che se non partono non arrivano. Però non ho dati che mi fanno essere pessimista. E sempre nel Vicentino, sempre nell'area, insomma, nella zona tra Vicenza e Treviso, in questi giorni la chiusura delle scuole, come sapete, causa coronavirus. Tante strutture si sono attrezzate per coinvolgere bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in una serie di attività e farli sentire meno soli. È il caso della scuola paritaria per l'infanzia di San Zenone degli Ezzelini. Oh, chi mi ha rubato il naso? Sarà mica stato lo struzzo.
forse il rinoceronte. Le maestre della scuola per l'infanzia paritaria San Giuseppe di San Zenone degli Ezzelini si sono attrezzate per far sentire meno soli i bambini e le bambine in questi giorni di chiusura di tutte le strutture educative causa emergenza coronavirus e hanno coniugato la tradizione alla tecnologia. Quotidianamente noi pubblichiamo nella nostra pagina Facebook della scuola, che è Scuola dell'Infanzia San Giuseppe, dei piccoli racconti che gli insegnanti leggono, accompagnati da alcune semplici attività con materiale che le famiglie possono tranquillamente trovare in casa. Gli stessi video, le stesse attività vengono trasmesse ai genitori via WhatsApp, in modo che anche chi non possiede un account Facebook abbia modo di intrattenere i bambini. C'è questo scambio appunto di attività che ai bambini piace tantissimo e ai genitori dà un po' di sollievo e anche questa sensazione di non essere completamente abbandonati in questo periodo che è molto, molto critico. Insomma, dobbiamo imparare un po' tutti a reinventarci le giornate. Come insegnanti, come state vivendo voi questo momento? Come team di insegnanti ci troviamo un po' persi da dire cosa facciamo, come finirà. Abbiamo a cuore i nostri bambini, perché appunto il nostro è sì un lavoro, ma è un lavoro di cuore e di pancia, per cui noi vogliamo bene i nostri bambini. È una situazione molto critica, diciamo, e da coordinatrice parlo anche a livello economico, anche per le scuole, sì, perché appunto le famiglie non pagano la retta, ma i bambini chi li tiene? Le scuole comunque hanno delle spese da affrontare, quindi è una situazione critica. Un po' anche una richiesta che si lancia al comune. Sì, beh certo, noi comunque con il comune di San Zenone c'è un bel rapporto di dialogo e di collaborazione assolutamente, però si cerca, è una situazione nuova che lascia tutti un po' così spaesati. Ed è proprio la coordinatrice dell'asilo San Giuseppe che lancia un messaggio attraverso le nostre telecamere. Sapete che le vostre maestre vi pensano sempre, non vi abbandoneremo per tutta la durata di questo periodo un po' strano e niente, vi aspettiamo a braccia aperte il prima possibile. Ciao a tutti. È importante fare anche da tramite, grazie a noi, insomma, tra le maestre e i bambini, che il contatto resti anche in queste settimane di chiusura. Autovie Venete, traffico in calo nelle ultime 2 settimane, a conferma non solo di quello che abbiamo visto in questi giorni, ma anche nelle ultime settimane. Sono diminuiti nelle ultime 2 settimane rispetto allo stesso periodo del 2019 i transiti lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Lo rileva la concessionaria. Tra il 24 febbraio, a pochi giorni dall'inizio dell'emergenza, e il 1 di marzo è stato registrato un calo di circa il 20%. I transiti sono infatti passati dagli 851.482 del 2019 ai 671.704. Nella settimana compresa tra il 2 e l'8 marzo, osserva Autovie, c'è stato un ulteriore calo e i transiti registrati sono stati 647.841 rispetto agli 837.482 dello stesso periodo del 2019. Un po' come certificare le immagini che ci aveva mostrato prima Ferdinando Avarino nel suo tragitto con un'autostrada, una 4 incredibilmente vuota, soprattutto in un tratto trafficatissimo dove spesso ci sono anche rallentamenti e incidenti, come quello appunto tra Trieste e tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Ferdinando Avarino che ricordo condurrà alle 19:30 il telegiornale di Treviso, nel quale sarà ospite il governatore del Veneto Luca Zaia, con lui quindi faremo il punto finale della giornata molto importante, e poi alle 21:15 condurrà Ring con ospiti Andrea Zanoni del Partito Democratico, Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega, e dalle 22:15 il virologo, il professor Giorgio Palù, quindi un'importante voce scientifica per il suo parere sulla epidemia di coronavirus, tutti evidentemente ospiti in droplet, quindi come già da settimane ormai a distanza di sicurezza secondo le misure che sono state richieste e adottate nella regione. Lo abbiamo visto qualche ora fa nel primo collegamento con lui a Vo, Federico Fusetti insieme a Cristian Roque Allende, in quella azienda vitivinicola che riapriva
dopo l'isolamento. Allora vediamo adesso il servizio. Un'azienda vinicola a conduzione familiare, 3 dipendenti e 5.000 bottiglie pronte a partire ma bloccate dal cordone sanitario attivato a Vo 14 giorni fa. E in questo periodo per l'imprenditore l'impossibilità di raggiungere l'azienda affidandosi ai parenti. Lasciando l'azienda per 15 giorni abbiamo trovato un po' di cose da sistemare. Fortunatamente avevamo nostro papà che ci ha portato un po' avanti le cose che avevamo lasciato in sospeso. Ora, appena tolti i blocchi a Vo, come prima cosa ci sono i vigneti da seguire, la stagione va avanti, c'è spazio perfino per un po' di ottimismo. In queste prime ore non si è mosso niente, anche perché continuiamo a essere in zona rossa, quindi difficilmente vedremo un qualcosa fino al 3 aprile. Diciamo che siamo fiduciosi e speriamo che qualcosa si muova, insomma, dai. Solitamente marzo è il periodo migliore in cui si vende di più anche il vino sfuso che poi ognuno imbottiglia a casa sua. I clienti sono in Lombardia, Piemonte e nel resto d'Italia. Ovviamente nelle prime ore non si vedranno segnali di ripresa, serve prima recuperare i contatti con i clienti, ricostruire la fiducia e cancellare le paure. La prima cosa che hai fatto qual è stata? Beh, la prima cosa, insomma, è il computer per vedere in questi 15 giorni cosa era passato, cosa era arrivato, e fortunatamente sono arrivati anche degli ordini che sono rimasti in stand-by fino a oggi, insomma da domani cominciamo a lavorare. Quanto agli spostamenti limitati dalle nuove disposizioni, anche i dipendenti dell'azienda che risiedono a 5 km ma nella provincia di Vicenza devono dotarsi di un'autocertificazione e della dichiarazione del datore di lavoro per attraversare il confine. Con un'autocertificazione che loro si firmano e con quella possono entrare e lavorare le loro 8 ore e poi ritornano a casa, insomma abitano qui a 5 km però purtroppo sono fuori provincia. Insomma si riparte, una situazione comune a tutte le aziende vinicole di Vo, aprire gli uffici, riallacciare i rapporti con i clienti, spedire e così nei prossimi giorni partiranno finalmente migliaia di bottiglie perché nonostante la zona arancione le merci possono circolare e quello sarà il definitivo segnale di normalità. Siamo sui coniugani e quindi puntiamo forte sul fiore d'arancio e sul serprino. Queste allora le testimonianze da Vo, poi magari ci ricollegheremo con Federico Fusetti che però adesso si sta recando in prefettura da quanto mi dicano e quindi magari cercheremo di capire anche da lì se ci sono novità. È ancora in corso da quanto pare la videoconferenza tra il governatore Zaia, il capo della protezione civile Borrelli, il ministro Boccia e il ministro Speranza e gli altri 2 governatori evidentemente, le disposizioni sulla sanità ma anche sulla mobilità, quindi le disposizioni che riguardano a quanto può sembrare le zone a contenimento rafforzato, Padova, Venezia e Treviso. Non sappiamo se ci saranno poi nel corso della giornata o delle prossime ore altre misure restrittive, può essere. Per adesso sapete che Padova, Venezia e Treviso sono nella cosiddetta zona non rossa, anche se possiamo dire rossa, cioè si è detto rossa in questi giorni ma è ufficialmente la zona arancione. Zona rossa significa che non si può uscire in ogni caso, zona arancione dove si può uscire però soltanto con alcune disposizioni, quindi lavoro, salute, necessità inderogabili e per rientrare poi al domicilio con l'autocertificazione che abbiamo visto. E poi in queste zone arancioni, come sapete, c'è dalle 6 alle 18 il cosiddetto lavoro delle attività commerciali, poi però la chiusura tranne l'asporto, e l'abbiamo visto anche questo. Ritorniamo alla scuola. Parlavamo prima degli asili, delle scuole materne, e intanto c'è anche un altro capitolo, è quello della formazione. Allora la formazione a distanza si può fare, sono iniziate le lezioni telematiche per gli studenti padovani e siamo andati a vedere con la nostra redazione di Padova come funzionano l'istituto professionale ENAIP che ha già attivato il servizio, la formazione a distanza. La dolcezza noi siamo cuochi, lo andiamo a trovare negli ortaggi, perché no? Il professore parla attraverso il computer, l'aula vuota, ma ad ascoltarlo ci sono tutti i suoi alunni, quasi tutti presenti, collegati dalle loro postazioni casalinghe. Andare a scuola ai tempi del coronavirus implica un viaggio virtuale, fermi seduti nelle proprie camere. L'importante però è continuare a studiare ed apprendere. Ecco come si svolgono da oltre una settimana le lezioni all'Istituto Professionale ENAIP Veneto, la sede è a Padova. Avvierò una cartella su Google Drive con la nostra classe,
quella cartella la useremo per scambiarci dei documenti. Dalla loro abitazione si collegano e trovano i loro insegnanti e fanno le lezioni sostanzialmente, cioè gli insegnanti danno l'opportunità anche di dare come senso di responsabilità nella presenza come cittadini e come studenti, giusto anche per sentirsi impegnati in una video lezione sulle quali poi faranno i compiti e saranno anche valutati. Boh, aspetta che alzo un po' l'altoparlante. Ecco, allora Edoardo, spegni per piacere il microfono che parla un attimo Daniele. La formazione a distanza dura 6 ore, come una qualsiasi lezione a scuola. Gli alunni si collegano grazie ad un applicativo di Google e con testi, slide e quaderni seguono le lezioni classiche di storia, matematica e tecnica professionale. I ragazzi sono molto entusiasti, alcune difficoltà a livello mediatico ci sono state, attivare piattaforme, mail, password e quant'altro. Però per adesso sta andando bene l'esperienza, i ragazzi hanno tutti una loro postazione a casa, la presenza è quasi al 100%. Manca certo la componente dell'aggregazione, della socialità tra compagni di classe, ma è una rinuncia che si fa a fin di bene. La scuola telematica è il futuro e potrebbe essere utilizzata anche oltre le emergenze del coronavirus. La formazione a distanza succede oggi per il coronavirus, è un'emergenza, ma è una cosa fondamentale perché oggi i lavoratori, perché ENIP forma i ragazzi, noi abbiamo 4.000 ragazzi ma forma 5-6.000 adulti all'anno e queste persone, stiamo parlando di più di 10.000 persone, lavorano nelle imprese e le imprese hanno commesse all'estero e quindi la formazione a distanza serve per poter confrontarsi per esempio sulla manutenzione di un pezzo di una macchina che in questo momento è ad Abu Dhabi. Questa è la formazione a distanza. Torniamo a parlare di truffe, purtroppo, perché abbiamo visto il servizio di Lina Paronetto su quel volantino che parlava di un vaccino, ma c'è un'altra segnalazione sempre del sindaco Mario Conte della sua pagina Facebook che dice: oltre ai volantini sui fantomatici vaccini che stanno circolando in queste ore anche a Treviso, l'abbiamo visto anche a Vittorio Veneto, ci sono delle truffe online. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha scoperto una campagna di frode informatica attraverso l'inoltro di email da parte di una certa dottoressa Penelope Marchetti, sedicente esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I falsi messaggi invitano gli utenti ad aprire un allegato contenente presunte precauzioni per evitare il coronavirus. Si tratta di un malware che cattura dati sensibili, quindi fate attenzione. Questa è purtroppo un'altra truffa che questa volta magari può essere più subdola, anche se certamente una mail dalla parte di una dottoressa dell'OMS che ti dice di aprire un allegato con precauzioni per evitare il coronavirus suona certo male, però è più facile cadere decisamente in questa truffa. Allora sappiate che questa mail contiene una trappola, diciamo così, per tradurre dall'inglese, che cattura dati sensibili. Quindi non aprite nessun allegato, cancellatela e buttatela via immediatamente appena vi arriva. Appena mi arriva. Ah, eccoci qua, appena ci arriva. In attesa della pubblicità poi avremo anche il fronte giudiziario, avremo con noi l'avvocato Stefano Pietrobon del Foro di Treviso per parlare della situazione tribunali, ma ci collegheremo anche con un avvocato che lavora a Milano in una situazione appunto come quella di Milano molto molto difficile. Sentiamo le parole del prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, raccolte credo da Lucio Zanato. Cosa diciamo ai cittadini? Di essere ligi, di pazientare, di capire il momento, di adeguarsi a quelle che sono le prescrizioni, da rifuggire da interpretazioni sgaiattolanti, perché questo tempo passerà e passerà prima se tutti siamo allineati. Ecco, ma per quanto riguarda le prescrizioni c'è abbastanza confusione, ci sono stati dei vigili, l'anziano dice posso andare a prendere delle medicine, posso fare la passeggiata, posso andare a prendere il caffè, posso andare...
Allora guardi, si oscilla tra come dire, quei siti che veramente non hanno motivo d'essere, perché la legge è abbastanza chiara sul fatto della libertà di movimento per casi disparati che sono indicati, che possono essere interpretati ovviamente anche in maniera estensiva quando si tratta per esempio di motivi di salute e quant'altro. Ad altri quei siti che sono un po' pretestuosi e che evidentemente sono anche il segno dei tempi di una società che non riesce a sacrificare, a fare a meno di qualche cosa. Quindi ci stiamo comunque cercando di trovare delle linee di interpretazione che siano anche uniformi, perché poi in questo caso abbiamo anche l'esigenza di non dare un'interpretazione e basta, ma che sia in qualche modo anche condivisa dagli altri territori per evitare discriminazioni. Ci stiamo arrivando. Controlli. Allora, sui controlli avete un potenziamento, avete chiesto più disponibilità, forze dell'ordine straordinarie? Faremo i controlli come sempre fatto, tenendo conto di queste nuove evenienze. Prima avere un locale affollato non era un problema, oggi è una situazione che può comportare una violazione delle norme e in quanto tale verrà sanzionata. Non c'è nessun accanimento, neanche nessuno però, come dire, vogliamoci bene, perché non è questo il momento. La questione è assembramenti come quelli di ieri, tipo la Restera, tipo nei parchi, dove la gente si è riversata di là. Beh, allora, siccome non c'è nessuna domiciliazione delle persone, tutte a casa, a parte quelli che hanno problemi di salute che sappiamo bene, però sarebbe buona norma, e questo purtroppo non c'è norma scritta del legislatore che lo possa imporre, che ognuno si cautelasse e quindi evitasse di stare troppo vicini o comunque di respirarsi in faccia, quelle piccole cose. Poi è chiaro che nessuno si deve chiudere in casa perché questo la legge non lo prevede. Però diciamo non ci possono essere sanzioni per chi va in Restera. Ecco. Certamente no, questo non è previsto, non c'è scritto la gente non esca di casa. Buon senso, ecco. Il buon senso, non devono uscire di casa le persone che sono ovviamente quelle diciamo in quarantena piuttosto che... Dicevano che stanno tutti attendendo il piano del prefetto per i controlli che coinvolga anche carabinieri, polizia. Allora, sono i normali piani che vengono fatti ogni settimana c'è un piano di controllo del territorio e questo sarà fatto come tutti gli altri. Ovviamente ci saranno anche queste situazioni che verranno controllate, come se evidentemente un giorno uscisse, supponiamo, venisse individuato un nuovo ipotesi di reato, adesso banalizzo, e si dovesse fare anche questa attività di controllo, niente di più, niente di meno, non è che faremo la lista, ecco, tutto tranquillo. I controlli stradali, la gente dice ma tanti controlli non ci sono, vado dappertutto. Ci saranno e se verranno sanzionati c'è anche una conseguenza di carattere penale, per cui bisogna capire se vale la pena rischiare. Avete disposto dei controlli? Assolutamente sì. Posti di blocco, controlli? Allora, del posto di blocco sembra una cosa, ci sono dei controlli per cui così come si colpisce quello, si trova quello che va magari un po' perché ha alzato il gomito piuttosto che va veloce, saranno anche i casi di cui va in giro senza averne motivo. Verrà provato, c'è l'autocertificazione deve essere fatta, verranno fatti dei controlli e se qualcuno ci incappa incorre il 650 codice penale. Senta Prefetto, ma ha la sensazione che andremo dritti fino al 3 aprile oppure come chiedeva il Presidente Zaia magari una revisione? Così lei non ho nessun elemento sinceramente, devo dire, così come non avevo avuto nessun preavviso che sarebbe arrivata la zona così di maggior cautela, maggior controllo, non ho elementi per dirlo, quindi assolutamente... Insomma, per lei andiamo fino al 3 aprile. Io dico che bisogna andare fino a quando siamo convinti di uscire, come dire, magari qualche giorno in più perché se ne esca bene e se ne esca in maniera definitiva in modo che la vita riprenda, soprattutto per le attività economiche che sono quelle che sono più, diciamo, ovviamente... Ribadiamo che le merci invece possono transitare. Certamente sì, è stato detto, è stata uscita anche un'ordinanza che ha assolutamente precisato un'interpretazione autentica, purtroppo è dell'unica parte, ma forse era anche quella più importante. Avete sentito queste le parole del prefetto di Treviso, che evidentemente sono le parole identiche anche dei vari prefetti del nostro territorio. Allora adesso la pubblicità e poi di nuovo in studio risentiremo alcuni passi della conferenza stampa del governatore Zaia.